Sicurezza e misure per il contenimento del coronavirus nei luoghi di lavoro. Raggiunta nella notte l'intesa tra governo, sindacati ed imprese, 13 punti del protocollo nel quale vengono indicate le misure di precauzione da adottare per evitare i contagi, concordata la riduzione delle attività produttive. La possibilità di ridurre l'attività produttiva ai servizi essenziali e alla produzione essenziale, anche quindi di fermare eventualmente dei reparti produttivi se questi non fanno parte dell'elenco delle primarie essenzialità per il bene comune e la collettività. Per chi deve lavorare al fine di garantire i servizi essenziali, oltre a sanitari e forze dell'ordine, le aziende dell'agroalimentare, farmaceutico, mobilità, informazione, previsto l'obbligo di presidi sanitari e norme igieniche tali da garantire la sicurezza dei lavoratori. Queste tre normative, l'utilizzo della cassa integrazione degli ammortizzatori, le norme igienico-sanitarie e il lavoro a distanza ci consentono di dare una vera protezione a chi è obbligato a lavorare per tenere in piedi la condizione dei servizi essenziali. Per i lavoratori a casa è previsto il ricorso alla cassa integrazione, a tutti gli ammortizzatori sociali e laddove possibile lo smart working, ammortizzatori che verranno estesi anche ai lavoratori autonomi e ad aziende al di sotto dei 5 dipendenti. Per questi abbiamo deciso la possibilità di accedere al fondo per l'integrazione salariale, in maniera tale che anche i lavoratori delle piccolissime aziende abbiano un ristoro in questa situazione. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, partite IVA e professionisti, ci stiamo orientando su un finanziamento intanto per questo mese di 500 euro a tutti, in maniera tale che ci sia un primo ristoro di questa situazione di emergenza, sapendo che poi nei prossimi giorni e settimane dovremo affinare ulteriori interventi un po' più strutturali.